disegno di legge per attrarre investimenti in Veneto. La Regione Veneto si conferma ancora una volta una regione leader per quanto riguarda l'economia e lo sviluppo economico. Siamo i primi per crescita di PIL e per tasso di occupazione. Questo strumento vuole aiutare ulteriormente gli imprenditori che vogliono venire in Veneto a fare impresa. Un budget di 45,5 milioni di euro, un taglio dell'1% dell'IRAP e poi tutta una serie di agevolazioni amministrative, burocratiche, normative per accompagnare l'imprenditore. Noi lo prendiamo per mano e lo accompagniamo a fare l'impresa qui in Veneto. Ancora una volta il Veneto si conferma regione dove fare economia. Allora, il disegno di legge funziona tramite accordi per l'inserimento dello sviluppo, quindi un'impresa interessata a investire in Veneto ci deve presentare un progetto, un accordo che valuteremo in termini di innovazione, in termini di impatto occupazionale. La Regione interviene con strumenti finanziari misti, ad esempio una media impresa potrà avere una sovvenzione del circa il 13%, il resto dell'intervento metà a tasso zero e l'altra metà tramite un finanziamento con un istituto di credito però a tasso comunque controllato, quindi un intervento complessivo a cui si aggiunge poi anche la riduzione dell'1% di IRAP.